perché appunto erano energie che erano state spese, energie di uomini, di donne, di insegnanti, di amministratori, che stavano costruendo innanzitutto delle connessioni, quindi stavano costruendo una rete. Allora la rete poi da un punto di vista istituzionale può esistere se già esiste fondamentalmente attraverso le relazioni che sono state costruite. Ora, per quanto riguarda i politici professionali, guardate bene, dobbiamo insistere su questo punto, dobbiamo insistere, perché noi, la politica regionale sarda ci ha fatto arretrare di un anno, perché noi eravamo insieme all'Emilia Romagna nel giugno dell'anno scorso all'avanguardia nella sperimentazione. La regione Emilia Romagna ha presentato in un convegno la loro riflessione sui politici professionali l'8 giugno, praticamente nei giorni stessi in cui noi presentavamo la nostra sperimentazione. Eravamo all'avanguardia a livello nazionale. Dopodiché avevo cambiato assessore e l'assessore investe 30 milioni all'anno, esattamente la cifra che l'Emilia Romagna ha puntato sui politici professionali, per fare ripetizioni agli studenti nelle scuole, d'accordo? Che può andare anche bene, ma non costruiamo sistema, non costruiamo nulla che vada in avanti, soprattutto lo costruiamo secondo me quell'elemento strategico che è fondamentale, a mio modo di vedere, nel disegno dei politici professionali, che è rappresentato dagli istituti tecnici superiori. Io penso che l'istituto tecnico superiore sia un elemento fondamentale che possa far crescere l'università, connettendosi con l'università e le facoltà scientifiche di ingegneria innanzitutto, possa far crescere il rapporto con l'impresa. Quando abbiamo fatto la nostra presentazione era venuto un rappresentante di Meridiana per dirci che nei prossimi anni ci sarà bisogno di oltre 1000 tecnici nel settore dei trasporti e la scuola sarda non è in grado di formarli, né l'università di forma. Ora è evidente che si manifestava un interesse verso questa iniziativa, questa prospettiva, che il governo regionale avrebbe dovuto avere l'intelligenza politica di saper porre, l'intelligenza politica di saper porre degli obiettivi di governo alla scuola. Cosa significa porre degli obiettivi di governo alla scuola? Noi abbiamo una situazione, la scuola, se voi avete letto le cose che scrivo e per le quali l'assessore a me non mi rivolge la parola, io sono uno che parla, sono homine de care, come si dice, sono uno che parla francamente, me ne prendo le responsabilità, d'altra parte ho uno stipendio che mi è sufficiente, non ho bisogno di rivolgermi ai poteri pubblici per integrare il mio reddito, mi va benissimo così. Allora, noi abbiamo, porre degli obiettivi di sistema, di governo, significa. Noi abbiamo in Sardegna una direzione scolastica regionale che non è adeguata ai processi che sono in atto, non sanno quello che succede nella scuola. Questa è la verità. Se io li chiamo e gli chiedo di darmi i dati sulla scuola, loro non li sanno gestire, non li sanno trattare, non sanno nemmeno di cosa stiamo parlando. D'accordo? Su questa sperimentazione era cieca e sorda la direzione regionale scolastica. La regione, lo stesso, come abbiamo visto, non è stata capace di porre obiettivi di sistema. Porre un obiettivo di sistema significa porre delle risorse, no? Per indicare degli obiettivi e fare in modo che gli attori scolastici e non scolastici, enti di formazione, si indirizzino verso quelle risorse e mettono in atto le politiche che i poteri pubblici ritengono necessarie. L'altro elemento che ha sottolineato Silvano Tagliacamere, mi avvio velocemente alla conclusione, è il problema della formazione professionale. Ha ragione Silvano Tagliacamere, qui abbiamo fatto un errore strategico fondamentale, è stata cancellata completamente la formazione professionale, che aveva dei grandi difetti, era clientelare, tutto quello che volete, ma noi possiamo pensare che la scuola rigida com'è possa rispondere a tutte le esigenze del territorio, la domanda sociale di informazione nei diversi paesi? Chi è che porta la formazione nei paesi della montagna, Villa Grande e dei licei? Allora, non si tratta solo della formazione di basso livello, perché se noi pensiamo agli istituti tecnici superiori, noi dobbiamo pensare a un'alleanza, a un'ibridazione con la formazione professionale, perché altrimenti anche per il reclutamento dei formatori da introdurre all'interno di questo processo la scuola non lo può fare da sola, cioè c'è bisogno di questo elemento. E per concludere vorrei dire soltanto una cosa, che con tutti i soldi che si stanno spendendo e si prevede di spendere sulla scuola, non c'è una lira sulla ricerca, non c'è mai una lira sulla ricerca.
Cioè in Italia in generale la ricerca sui processi scolastici, educativi è scarsissima, è di scarsissimo livello, d'accordo? In Sardegna siamo quasi a zero. Allora, senza risorse non si fa ricerca, si fa ricerca di tipo dilettantesco. Ecco, così non si può andare avanti, cioè la scuola ha bisogno di riflettere su se stessa, ma c'è bisogno anche di ricerca per fare questo.